Si è svolto presso il sito dell'impianto di depurazione a Racalmuto la consegna ufficiale dei lavori di completamento e adeguamento dell'impianto. L'intervento riguarda il completamento e l'adeguamento dell'impianto già esistente che rispetta le distanze minime previste dalle normative vigenti rispetto alle abitazioni circostanti. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza del sistema depurativo, contendendo al contempo la tutela ambientale con la salute pubblica. Nel corso dell'avvio dei lavori sono state definite precise prescrizioni tecniche operative finalizzate a prevenire qualsiasi impianto ambientale. L'opera rappresenta un passo significativo per l'efficientamento degli impianti di depurazione che insistono sul territorio, confermando l'impegno delle istituzioni e garantire servizi efficaci e sostenibili per tutta la comunità. Oggi siamo qui insieme ai vertici di ATI e di AICA in quanto vengono consegnati i lavori per l'ammodernamento del depuratore di Racalmuto. È un'opera importante perché si innesta nell'ammodernamento di questo impianto rispettando tutte le norme di carattere ecologico, di carattere tecnico. Dobbiamo certamente ringraziare i vertici di ATI che hanno predisposto questo progetto che è stato finanziato ed oggi siamo tutti qua per l'avvio di questi lavori. È un momento importante perché sotto il profilo dell'ambientale avremo finalmente un impianto a tutti gli effetti conforme alle nuove direttive e noi siamo contenti anche perché si realizza a Racalmuto insieme a qualche altro comune questo impianto di ammodernamento. Ringrazio quindi i dirigenti e il presidente di ATE, i dirigenti e il presidente di AICA. Oggi siamo tutti qua presenti, interessati per l'avvio di questi importanti lavori. Oggi siamo qui per dare inizio ai lavori di ammodernamento di questo impianto che verrà consegnato poi al comune di Racalmuto. È un impianto, questi lavori riguardano proprio l'ammodernamento tecnico della depurazione. Un ringraziamento particolare va anche agli uffici di AICA e agli uffici di ATI che si sono impegnati. I lavori ci hanno comunicato che verranno consegnati a fine giugno e quindi a breve avremo questo impianto diciamo, messo a norma con le norme vigenti.